Allora, beh, voi veneti siete fortunati perché vivete in una regione bellissima, ma siete fortunati anche perché avete un grande governatore, Luca Zaia. Addirittura di niente. Promozione. Grazie. Grazie. Dopo passate la cassa, grazie. Non so se avete capito. Riesce a tradurre il veneto? Non so se avete capito, ma mi devo fare anche l'intervista. Se applaudite tanto così, dopo non faccio più l'intervista. Grazie. Fatelo a Laura Tecce l'applauso. E ci vuole fegato venire qui. Ma del resto è inevitabile che sia amatissimo il governatore, perché il 22 ottobre scorso 2,5 milioni di veneti si sono espressi per l'autonomia, un successo incredibile. Beh, eccoli qua. Grazie, grazie per il sì al referendum. Grazie. Grazie. Se non ci foste stati voi, in Italia non si parlerebbe di autonomia, il Veneto non potrebbe puntare a quello che è il sogno di una vita, no? Realizzare l'autonomia. E i veneti sono stati fantastici, anche perché vorrei ricordare, Laura, che quel giorno pioveva, c'era brutto tempo e tutto il giorno i veneti, nonostante tutti avessero detto che il referendum non serviva, nonostante avessero detto tutti che erano prese in giro, nonostante fossero andati anche in processione a mettere le candele perché il referendum non passasse, loro hanno ingolfato i seggi, grazie, bravi. E diciamo anche una cosa, che questi pagatori di tasse e coloro che mantengono mezza Italia, se qualcuno non avesse detto alle 5 del pomeriggio che era raggiunto il quorum, noi facevamo non il 60%, ma il 90% di affluenza alle urne. Beh, però possiamo dirci comunque soddisfatti perché mercoledì ormai ci siamo, no? Sta per succedere qualcosa. Ci spiega cosa succederà mercoledì? Beh, mercoledì il primo passettino sembra che si realizzi. Mercoledì andremo a firmare il primo accordo. Sarà una lunga serie di firme, di atti da qui ai prossimi mesi. Però è fondamentale che mercoledì si vada a firmare, si vada a mummificare, a cristallizzare quello che fino ad oggi si è fatto nelle trattative, ma si introducono alcuni elementi fondamentali. Si abbandona con questo documento, con questa firma, la spesa storica. Qualcuno dice, ma che cos'è la spesa storica? Ma guardate, è come se noi avessimo un paio di gemelli e la domenica viene data la paghetta, no? A questi due, il papà si avvicina e dice, ecco la paghetta. Uno è abituato a prendere 1.000 euro ogni settimana e l'altro 10 euro. Ecco, la spesa storica vuol dire che la prossima settimana uno ne prende 1.000 e l'altro 10 euro. Noi eliminiamo la spesa storica perché se quello di 1.000 euro è un fannullone, spende e spande, noi eliminiamo la spesa storica e introduciamo i fabbisogni standard. La domenica prossima non saranno più 1.010, ma saranno quello che effettivamente ti debbo e non i 1.000 euro come è accaduto fino adesso. Quindi spesa storica abbandonata e fabbisogni standard. Introduciamo non l'obulo di Roma che ci arriva per darci il finanziamento, ma introduciamo un nuovo principio che è quello della compartecipazione sulle tasse. Vuol dire che non è che mandiamo i soldi a Roma e poi ce li andiamo a riprendere, non li mandiamo proprio. Questo è quello che accade. Rimangono sul territorio. Ultimo aspetto, l'introduzione della commissione paritetica. Che diavoleria sa? Beh, non è una diavoleria. La regione autonoma, anzi la provincia autonoma di Bolzano, negozia con il governo ogni competenza e ogni risorsa attraverso una commissione paritetica.
È una commissione costituita da rappresentanti di Bolzano, ovviamente sono tecnici, esperti in materie finanziarie e di diritto, e dei tecnici del governo. Avere la commissione paritetica significa cominciare ad andare verso il rango di una provincia, di una regione autonoma. Infine, noi trattiamo non su una, non su due, non su tre, ma su 23 materie, tutte 23 le materie. Questo è stato un po' anche quello che vi ha contraddistinto rispetto alla Lombardia e all'Emilia Romagna, no? Che sono le altre due regioni che stanno trattando con lo Stato, le 23 competenze. Sì, sai, qualcuno dice, ma non sono troppe, c'è anche qualche Veneto che ogni tanto me lo dice. Ma guardate, io faccio sempre l'esempio, per non parlare di Costituzione, faccio sempre l'esempio del ristorante del menù. Nella Costituzione è un menù. Lì se voi andate a leggere sono scritte una dopo l'altra le 23 materie. Quando mi siedo al tavolo, che è delle trattative, ma se fosse un menù al tavolo del ristorante, tu mi porti il menù e c'è scritto 23 pietanze, se io le voglio mangiare tutte e 23, tu me le porti sopra il tavolo, punto e basta. Non esiste che mi porti il menù e mi dice questo l'abbiamo finito, questo le fa male, guardi che ha il colesterolo alto, questo no. Perché allora dimmi che mi stai prendendo in giro. Nella Costituzione repubblicana, che compie quest'anno 70 anni, c'è scritto 23 materie. Governatore, fra pochissimi giorni ormai avremo un nuovo governo. Ecco, quale sarà il rapporto fra il nuovo governo che si deciderà alle urne domenica prossima e l'autonomia? Ma guarda, il nostro movimento, la Lega, si è impegnata fortemente per mettere, e Matteo l'ha voluto con forza, Matteo quello giusto e non quello sbagliato, Salvini l'ha voluto con forza mettere il tema autonomia in testa all'agenda dei lavori del governo. L'avete sentito più volte nelle dichiarazioni, noi non possiamo deludere i veneti, non possiamo pensare che 2,5 milioni di cittadini non abbiano diritto a una risposta che deve essere positiva. È legale avere l'autonomia, quindi il fatto che la Lega vada al governo, ci vada con molti parlamentari in Veneto, senatori e deputati, per noi significa avere la tranquillità che comunque questo progetto va avanti. Devo dire che questo progetto va avanti nella misura in cui il popolo sarà dietro di noi, perché sarà inevitabile che poi ci saranno i momenti di gioia, magari come quello di mercoledì, e anche momenti di grande delusione. Però, come si dice, le cose facili le sanno fare tutti, quelle difficili le sanno fare solo i veneti. Non la sapevo questa. È un adagio. Mi parlava appunto di stasera sono stati presentati questi 37 candidati e mi diceva che una buona parte di questi verrà eletta perché la Lega qua ha una rappresentanza molto forte. Ecco, lei che cosa si aspetta dai suoi conregionali, che andranno a Roma a rappresentare il Veneto? Ma simpaticamente io dico sempre che se vanno a Roma e non portano a casa l'autonomia, possono restare a Roma. Nel senso che, lo dico simpaticamente, per noi è la madre di tutte le battaglie. Però vi posso garantire, io li conosco uno ad uno, che questi non fanno il salto della quaglia come qualcuno prima. Che questi vanno a Roma, restano in Lega, difendono le partite del Veneto e portano a casa i risultati. Poi io spero che al secondo posto dopo l'autonomia ci sia il divieto del salto della quaglia. Voi sapete che cos'è il salto della quaglia? Sono quelli che si fanno eleggere con i nostri voti e poi vanno a votare per gli altri. Ecco, questi qua bisogna bloccarli subito con una bella legge, perché quelli che tradiscono non vanno fermati, vanno cacciati dal Parlamento, che è il sistema migliore. Il vincolo di mandato. Il vincolo di mandato, ma deve essere ferreo e anche nel controllo di come si vota, perché è fondamentale che se la sfida è l'autonomia, tu voti l'autonomia, libertà di pensiero su temi già discussi con i cittadini che ti hanno dato il mandato, non ce ne sono. L'autonomia è un tema molto sentito.
in Veneto, ma un altro tema sentito, non solo in Veneto ma in tutta Italia purtroppo, è quello dell'immigrazione. Però il Veneto in realtà è una regione in cui gli immigrati servono in qualche modo, perché è una regione dove ci sono imprese, è una regione agricola, e quindi che facciamo con questi immigrati, governatore? Ma qui guarda, no, noi siamo gente seria, affrontiamo il problema. Guardiamoci sulle palle degli occhi come si fa in Veneto. In Veneto siamo 5 milioni di abitanti. 517.000 di questi abitanti non sono oriundi veneti, sono venuti da fuori. Tra loro c'è molta gente per bene, che si è integrata, che rispetta le regole, che è venuta qua a lavorare e non rompere le palle. E il nostro problema non sono loro. Il nostro problema sono quelli che arrivano e nessuno gli ha spiegato che qui da noi funziona che prima spingi il campanello, pigi, poi suona il campanello, capisco che qualcuno non ce la porta neanche il campanello, spigi, campanello, chiedi permesso, ti pulisci le scarpe, entri, dici si può, disturbo, tu non vieni a tirare una spallata nella mia porta e pretendi anche che ti dico che hai avuto un'infanzia difficile. Allora i veneti, c'era Gian Antonio Stella, un veneto, che ha scritto un libro che si intitolava si intitolava Lorda, sottotitolo Quando gli albanesi eravamo noi. Io gli ho detto una volta, guarda che hai dimenticato un pezzo di titolo, e non andavamo a riempire le carceri, perché noi non siamo andati a riempire le carceri in giro per il mondo. Io quando vado in giro per il mondo, cara Laura Tecce, non mi sento dire, voi siete quei delinquenti che 50 anni che fate casino. No, dicono, veneti, prego, andate in Brasile, andate in Argentina, andate in Belgio, andate in Francia, andate in Australia, andate in Svizzera. Allora noi diciamo che gli immigrati trovano le porte aperte nel momento in cui innanzitutto debbono scappare dalla morte, dalla fame e dalle persecuzioni. I dati del loro Ministero degli Interni, cioè quello che c'è ora in Italia, ci dicono che 8 su 10 non sono profughi. Ciò vuol dire che se ne arrivano 200.000 all'anno, questo più o meno è il numero, 160.000 non hanno diritto di venire qui. E noi diciamo che se allora dobbiamo aiutare un profugo, prima ne aiutiamo uno di oriundo veneto, un veneto che non sbarca al lunario, e poi pensiamo a quelli del resto del mondo. Funziona così da noi. E questa non è demagogia. Questa non è demagogia. Anche perché la parte triste di questa vicenda dove viene? Viene che voi sapete come funziona. Ne arrivano 10. Tanto l'Europa non ha capito che Lampedusa è il confine d'Europa e non dell'Italia. Ne arrivano 10. 8 sappiamo statisticamente che non sono profughi. Tutti 10 fanno la domanda di status di rifugiato. Tu dimmi se la tiro troppo lunga. No, vai. Dello status di rifugiato. Significa che da quel momento, essendo in attesa di riconoscimento, tutti 10, seguite il ragionamento, valgono 32 euro al giorno. Certo. Dopo un anno, la commissione prefettizia che si è riunita dice 8 non sono profughi, 2 sì. I 2 che sono profughi, scaraventati fuori in strada, non valgono più 32 euro al giorno, perché l'attesa dello status c'è stata e oggi sono profughi. Gli altri 8, che non sanno magari leggere, non sanno scrivere, non sanno la lingua, hanno già ricorso preparato avanti il tribunale per dire che la commissione della prefettura, no delle giovani marmotte, della prefettura, che gli ha detto che non sono profughi, si è sbagliata. Allora loro fanno tutti il ricorso, pagato con gli avvocati pagato da noi, e sapete cosa accade? Il ricorso avrà una risposta dopo un anno e loro valgono 32 euro al giorno perché sono ancora in attesa di status. Allora io dico, la solidarietà non c'entra niente con l'essere dei pirla, La solidarietà non c'entra niente con l'essere dei pirla. Allora il Veneto è solidale,
Il Veneto conosce la compassione, sono tutti i valori della cristianità. La solidarietà. Cioè noi non abbiamo distinzione per colore di pelle, per delle persone, per credo religioso, per scelte sentimentali. Penso che sia deplorevole fare distinzioni. Però è pur vero che noi distinguiamo i cittadini in due categorie, chi ha bisogno e chi non ha bisogno. E le altre categorie sono quelli per bene e i delinquenti. I delinquenti se ne devono andare a casa. Punto. Anche se il Veneto otterrà la maggiore autonomia possibile dallo Stato centrale, comunque il tema della sicurezza e dell'immigrazione verrà comunque sempre gestito a livello nazionale. Quindi lei come governatore del Veneto cosa chiede al governo centrale su questo? L'ha già detto in parte, quindi magari uno sveltimento di queste pratiche, un'immigrazione controllata. Cosa vuole il Veneto? Ma intanto che ci sia un minimo di orgoglio nel difendere le frontiere e i confini, penso che questo sia il minimo, no? Non ho mai trovato un paese in giro per il mondo, neanche i paesi dai quali arrivano questi signori, nei quali non siano difese le frontiere. L'altro aspetto è che io credo fermamente che nel momento in cui ci sia qualcuno da far entrare in Europa, questo debba entrare attraverso un corridoio umanitario. La selezione, la commissione prefettizia va eliminata, perché la selezione io la faccio in Africa, tu ti presenti a un campo di prima accoglienza, se sei in barcone ti recupero in mare, ti riporto in Africa nel campo di prima accoglienza, lì ti do da mangiare se hai fame, lì ti curo se sei ammalato, lì verifico tutta la tua storia personale. Avete sentito per quanti anni ci hanno detto che eravamo degli esagerati quando dicevamo che entravano anche dei terroristi via barconi? Si sono accorti troppo tardi purtroppo. Ecco, quando so tutto di te, visto considerato che loro dicono essere profughi e quindi che scappano da qualcosa, allora quando so tutto di te e sei veramente uno che ha bisogno, corridoio umanitario. Per quanto riguarda la nostra regione, penso che con 175.000 disoccupati, penso che con gli over 50 in attesa di lavoro che non sono più in grado di rientrare nei processi produttivi, con i ragazzi che vanno in giro per il mondo a cercare lavoro, io dico che se c'è un posto di lavoro libero prima lo do in Veneto e poi a quelli che vengono da fuori. Strettamente legato al tema dell'immigrazione è il tema della sicurezza. Il Veneto è una regione ricca, ci sono molte imprese, perché i veneti si danno da fare, è inutile negarlo, è una regione ricca per questo. E spesso quando sono ospite nelle trasmissioni televisive, ormai il tema dominante in questi ultimi 2 mesi sono gli assalti in villa, le rapine, quindi il problema della sicurezza, anche questo non è un tema che da lei in particolare, appunto perché il Veneto purtroppo è preda, no? Di queste rapine, di queste ruberie. Sì. Sì. Allora, delinquente è delinquente, non ha provenienza, non ha nazionalità, non ha colore di pelle, non ha nulla. Però... Cioè un delinquente è un delinquente. Però sapete, io mi metto nei panni di chi magari viene da un paese, premesso che il 60% della popolazione carceraria non è oriunda, per cui vuol dire che qualcosa che non funziona c'è in giro, no? Se vengono da fuori per riempire le carceri qua. Però, premesso tutto questo, mi metto nei panni dei nostri poliziotti, dei nostri carabinieri, di tutte le forze dell'ordine. Un signorino in giro per il mondo, nato da qualche altra parte, viene da un paese nel quale magari si applica la Sharia, se rubi ti tagliano la mano, arriva qui e se ti arrestano la tagliano al carabiniere che ti ha arrestato la mano, non la tagliano a te. Allora, io non sono per il taglio della mano, non sono per il taglio della mano, ma sono per regole certe. Penso che il rigore che porta Matteo Salvini in un progetto di governo sia molto chiaro. Noi crediamo che in questo Paese le pene siano poco severe, quindi chiediamo l'inasprimento delle pene per qualsiasi forma di reato. La certezza della pena anche. Chiediamo che dopo averle comminate le pene ci sia la certezza dello sconto della pena. Pensate, negli Stati Uniti, se ti fermano in guida a guidare in stato di ebbrezza, se c'è una notte da fare in galera te la fai. Non è come qua in Italia che devi arrivare a 4 anni
di condanne per vedere l'ingresso dei carceri e dopo ti mandano i servizi sociali perché dicono che è ancora presto. Allora se io inasprisco le pene, metto la certezza della pena, penso che sia doveroso che se uno non si ferma neanche davanti all'inasprimento delle pene e la certezza della pena, è doveroso pensare che se tu entri a casa mia e tenti di aggredirmi, io mi difendo e nessuno può dire nulla. Cioè la legittima difesa, in maniera tale che durante una rapina nel banco degli imputati non ci finisca padrone di casa, ma ci finisca rapinatore, cosa che oggi in Italia è difficile che accada. Quarto aspetto del quale Matteo Salvini ne parla sempre, sono tutte attività a costo zero, ragazzi, a costo zero, non si aumenta le tasse a fare ste robe. Quarto aspetto, le forze dell'ordine. Sentite, io direi, vabbè che il Galateo è stato scritto a Nervesa della Battaglia da Monsignor della Casa, che è un codice di buone maniere, direi di togliere il Galateo alle forze dell'ordine. Luca. Che succede? Un'interferenza. Luca. C'è qualcuno che ha parlato al microfono. Di togliere il Galateo di Monsignor della Casa, togliere i guanti di velluto, riconsegnare in mano l'unico vero documento che debbono avere, che è il codice penale, e sull'altra mano il manganello e le manette. Perché così si gestisce l'ordine pubblico. Il che non vuol dire pensare che la violenza sia l'unica soluzione per gestire il problema dell'ordine pubblico, però è pur vero che noi non possiamo mandare allo sbaraglio le nostre forze dell'ordine e addirittura sentir dire da questo governo, che fortunatamente alla volta di domenica sparisce, e sentir dire che bisogna mettere il numero di matricola sui caschi per capire chi manganella, chi spintona. Fate un applauso alle forze dell'ordine che sono qui. Grazie. Adesso vorrei farle una domanda che riguarda in particolare il Veneto come regione, perché in Veneto c'è un'opera incompiuta da tanti anni e so che lei vuole portarla finalmente a compimento. Ecco, la Pedemontana, lo stato dell'arte. Che settembre 2020 è conclusa, entro fine anno inauguro già 20-30 km, sono 94 km e 500 metri, 36 comuni, 16 caselli, 2 miliardi 258 milioni di euro di opera. Pensate che è la infrastruttura più grande in cantiere oggi in Italia. Anche questo è un successo della nostra amministrazione che l'ha saputa sbloccare. Si parla di Pedemontana Veneta, va da Treviso Nord fino a Montecchio. Si parla di Pedemontana Veneta dal 1990, però poi è toccato alla Lega a togliere i casini e portarle a fine. Sì, di più, 28 anni. 28 anni. Un altro tema su cui lei è molto ferrato perché... Cercate di utilizzarla perché poi la rivoluzione è che i pedaggi li incassa il Veneto, non li incassa qualcun altro, quindi utilizzare la strada. Governatore, un'ultima domanda su un tema a cui lei è molto legato perché è stato un ministro molto amato, tra l'altro anche lì, come è amato adesso in Veneto, so che è stato apprezzato anche come ministro. Lei era ministro dell'agricoltura e anche il Veneto è una regione, oltre che alle imprese, è una regione anche legata all'agricoltura. Cosa ha fatto questo governo e cosa si aspetta dal futuro governo? Ha detto una cosa in Veneto, io non l'ho capita, me la traduca. No. No, perché mi piacciono i cavalli. Allora, il tema è questo. Noi pensate, siamo la seconda agricoltura d'Italia, 160.000 aziende agricole, 6 miliardi di fatturato. Io penso che si poteva far molto di più rispetto al progetto agricolo. Agricoltura vuol dire identità, vuol dire salute dei cittadini e quindi la tutela della salute passa attraverso dei prodotti che siano sani. Abbiamo capito che se ci alimentiamo con prodotti non sani ci ammaliamo. Noi siamo la prima sanità del mondo. Beh, questo lo sappiamo. Prima sanità. Insomma, questo è un tema che anche... Voglio sentire l'applauso per tutti i medici e gli no? operatori della sanità. Credo che sia noto a tutta Italia. Basta lamentarsi. È anche la prima regione che gode di immigrazione interna. Vabbè, noi facciamo 300 milioni regioni. Quest'anno di immigrazione sanitaria, esatto. cioè di chi viene da fuori regione per curarsi.
Poi se avete un'unghia incarnita aspettate un'ora in più in ospedale, ragazzi, siamo i primi per trapianti però di cuore, di polmoni, di fegato, insomma le belle robe le sappiamo fare. Dicevo quindi, ci si ammala mangiando, il vero progetto che deve avere un ministro dell'agricoltura in Italia è uno solo, c'è un giacimento gastronomico di agroalimentare che è unico, 4.500 prodotti tipici. Di questi prodotti tipici noi dobbiamo fare un punto di forza, quindi dobbiamo fare in modo che sparisca l'Italian sounding, cioè sparisca l'agropirateria, vale 60 miliardi di euro nel mondo la contraffazione del prodotto tipico italiano e veneto, che si investa nell'etichettatura e nella tracciabilità e si facciano le battaglie in Europa perché questo accada. Il consumatore deve essere messo nelle condizioni di sapere da dove viene il prodotto agricolo quando lo va ad acquistare. Questo è chiaro. Pensa che ancora oggi, spesso non lo si dice, 1 litro di latte su 2 nel mercato italiano è straniero. Certo. E noi diamo ai nostri bimbi latte che magari sarà anche buono, però dico, ma perché non dobbiamo aiutare i nostri agricoltori e far produrre a loro il latte per la nostra gente?